Di 24 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:21. La luna si leva alle 12:18 e cala all'1:37. Oggi si festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice. Il nome Maria deriva dall'ebraico Mariam e significa principessa, signora. Oggi si celebra la Giornata Europea dei Parchi, un'iniziativa della Federazione Europark che ricorda l'istituzione del primo parco nazionale in Svezia nel 1909. In Italia vantiamo una storia straordinaria. I parchi del Gran Paradiso e d'Abruzzo hanno appena superato il traguardo del secolo di vita. Un'occasione perfetta per riflettere sulla bellezza e sulla fragilità dei nostri polmoni verdi, come il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, tesoro di biodiversità dal 1993. Compie oggi 85 anni Bob Dylan, autentica leggenda vivente. Nato Robert Allen Zimmerman, il menestrello del Minnesota ha definito il concetto di cantautore contemporaneo, fondendo folk, rock e poesia. Nel 2016 il suo impatto culturale è stato consacrato con il Premio Nobel per la letteratura, un riconoscimento che ha sottolineato come le sue liriche siano vera arte letteraria. Auguri anche a Kristin Scott Thomas che compie 66 anni. Attrice di raffinata eleganza e capace di passare con disinvoltura dal cinema britannico a quello francese. La ricordiamo splendida in 4 matrimoni e un funerale e intensa nel Paziente inglese, ruolo che le valse la candidatura all'Oscar. E infine facciamo gli auguri a Priscilla Presley che festeggia oggi 81 anni. L'ex moglie di Elvis non è stata solo una figura centrale nella vita del re del rock, ma ha saputo costruire una propria carriera come attrice, specialmente nella celebre saga comica di Una pallottola spuntata. Il 24 maggio 1883 veniva inaugurato il ponte di Brooklyn. Per 20 anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo, un prodigio dell'ingegneria che costò 13 anni di fatiche e la vita di 27 operai. Oggi, pur avendo perso il primato di lunghezza a favore dei giganti cinesi, rimane l'icona intramontabile di New York ed il punto panoramico più amato per ammirare Manhattan. Gli animali soffrono di stress acustico? Purtroppo sì. Uno studio sulle Galapagos ha rivelato che l'aumento della popolazione e del turismo sta cambiando le abitudini degli uccelli locali. Per sovrastare il rumore del traffico e delle attività umane, molti volatili hanno iniziato a cantare a un volume più alto e per tempi più lunghi. Una reazione adattiva che però indica un crescente livello di stress ambientale per le specie abituate ad un silenzio millenario. Buona domenica ai 12, oggi la luna in Vergine tesse delle trame molto importanti con Venere e con Marte. Cosa vorrà dagli amanti dello zodiaco? Magari un po' più d'ordine? Vediamo, Ariete. E beh, per voi con il vostro pianeta in trigono alla luna in sestile a Venere, inizia una bellissima domenica di passioni. Toro. Luna a favore, Venere pure, cosa volere di più visto che Marte è nel vostro segno zodiacale che vi porta tantissimo passione. Gemelli, per voi la giornata oggi è ben lontana dall'essere una giornata semplice, proprio perché siete molto stanchi e dovrete un po' metabolizzare tutta una serie di faccende un po' troppo veloci che dovete rimettere in ordine nella vostra mente. Accade molto intorno a voi per adesso, per cui è il caso fermarsi e fare il punto della situazione. Cancro, per voi oggi è un magico intreccio di pianeti, Luna, Venere, Marte, sono assolutamente tutti e tre d'accordo, una Venere stupenda. Molto probabilmente oggi festeggerete con il partner o con la famiglia. Leone, una luna che vi dà una chiara visione delle cose, soprattutto vi fa capire chi vi vuol bene e chi no, per cui oggi siete un pochino più sicuri di voi stessi, anche se siete un po' stressati dal lavoro. Vergine, per voi oggi la giornata è un momento molto importante, siete i protagonisti dello zodiaco, con una luna nei vostri gradi che comunica benissimo con Venere e con Marte. Amore e passione non vi mancheranno e siete felicissimi nella vostra nuova condizione. Bilancia, a proposito di condizioni che cambiano, il cielo
ancora presenta qualche piccola variazione sull'amore che forse va un po' aggiustata. Tutto il resto però va molto bene, proprio perché oggi è una domenica di progettazione, potete immaginare il vostro futuro pensando a dei cambiamenti importanti da fare. Scorpione, ottimo reticolato zodiacale che vi riporta assolutamente all'amore, alle passioni, proprio come volevate voi in questa domenica, in cui sarete felici. Sagittario, un po' distanti dai piccoli giochi degli astri, non fosse altro perché la luna oggi non è molto vostra amica, per cui potreste decidere semplicemente di dedicare questa domenica un po' a una progettazione lavorativa. Capricorno, splendido cielo per voi, trigono da Luna, da Marte, l'attrazione di Venere che finalmente vi rende vincenti e sicuri in amore, proprio come volevate. Tutto sta scorrendo bene, mancava solo la ciliegina sulla torta ed eccola qua. Acquario, per voi oggi una giornata particolarmente piena di idee, di persone da vedere, di novità. Incontrate persone e soprattutto persone che vi restituiscono l'immagine di voi, di come siete, che a volte avete difficoltà a vedere. Pesci, una giornata in cui i giochi zodiacali vi portano un po' d'amore e di conforto tra le braccia del partner. Ci voleva proprio dopo una lunga settimana in cui i cambiamenti vi hanno un po' stravolto i programmi. Quali cose ha creato Dio? Con questa frase, il 24 maggio 1848, Samuel Morse inviò il primo messaggio telegrafico ufficiale tra Washington e Baltimora. Quei puntini e linee elettriche segnarono l'inizio della comunicazione istantanea a distanza, accorciando improvvisamente i confini del mondo conosciuto. Avete mai sentito l'espressione inglese spill the beans? Letteralmente significa rovesciare i fagioli, ma il senso è vuotare il sacco o rivelare un segreto. L'origine è antichissima e risale ai voti dei greci. Infatti si usavano i fagioli bianchi per il sì e quelli neri per il no. Se qualcuno rovesciava accidentalmente o meno il vaso, il segreto del voto veniva svelato. Jacopo Carucci, detto il Pontormo, era un genio del Rinascimento tanto eccentrico quanto tormentato. Era un perfezionista ipocondriaco che viveva isolato in un tugurio protetto da un ponte levatoio che tirava su per non essere disturbato. Registrava minuziosamente ogni pasto e ogni fastidio fisico. La sua arte fuori dagli schemi è stata capita e apprezzata pienamente solo nel Novecento, rivelando una modernità insospettabile. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Alcuni portano la felicità ovunque vadano, altri quando se ne vanno. Speriamo di appartenere alla prima categoria di Wild e di avervi portato anche oggi un pizzico di gioia durante la mattinata. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto domani per una nuova pagina del nostro almanacco.